Straordinario fenomeno di bilocazione di padre Domenico da Cese. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che è avvenuto durante i funerali di Padre Pio. Padre Domenico da Cese era un frate francescano che per tanti anni ha operato per il servizio della cura delle anime come sacerdote dedito alla celebrazione della Santa Messa all'interno del santuario del Volto Santo di Manoppello in provincia di Chieti. A coloro che si recavano da Padre Pio, che provenivano proprio dalla provincia di Chieti o anche semplicemente dall'Abruzzo, Padre Pio, quando li riceveva in visita, appunto a San Giovanni Rotondo, diceva: "Ma che cosa venite a fare da me se in Abruzzo avete quella santa figura, di frate che è, Padre Domenico da Cese?" Quindi la fama di santità, di Padre Domenico da Cese era nota già a Padre Pio. Ebbene, che cosa è accaduto di così straordinario? Come sappiamo, Padre Pio era, dotato di un, fenomeno, di un potere in qualche modo sovrannaturale che era quello della bilocazione, oltre che di tanti altri carismi, come quello ad esempio dell'ascoltazione dei cuori, ma non era il solo essere dotato di questo straordinario potere, lo era anche padre Domenico da Cese. Da notare, ecco, un fenomeno straordinario, anzi 2 casi di bilocazione che si sono verificati, nella sera che precedette la morte di Padre Pio e il giorno del funerale di Padre Pio, ma andiamo per ordine. Il 22 settembre del 1968, mentre Padre Pio era, purtroppo quasi giunto alla fine della sua vita terrena, a un certo punto ebbe un malore e a tutti sembrava quasi, che, appunto fosse morto, che non si sarebbe più risvegliato da un pesantissimo stato di torpore. In quel momento molti asserirono, di aver visto Padre Pio all'interno del santuario, di Manoppello, con le mani giunte in preghiera davanti, al volto santo che è custodito, appunto il velo su cui si trova l'immagine del volto santo che è custodito proprio nel santuario di Manoppello. E quando, Padre Pio, si riprese da quel torpore che a tutti era sembrato un torpore proprio indotto dalla morte, e gli chiesero se fosse stato, durante quel periodo in cui era stato incosciente, diciamo così, si fosse, recato al volto santo di Manoppello. Padre Pio disse di sì e di averlo fatto perché voleva, sostare per l'ultima volta in preghiera davanti al volto santo. Ma, il fenomeno straordinario, non si esaurì, diciamo, dopo la morte di Padre Pio e questa volta la bilocazione riguardò, guarda caso, proprio un frate del Volto Santo di Manoppello e precisamente padre Domenico da Cese. Costui il 26 settembre del 1968 non poté presenziare ai funerali di Padre Pio perché si trovava appunto nel santuario del Volto Santo di Manoppello, intento ad accogliere pellegrini provenienti un po' da tutta Italia e quindi, aveva purtroppo dovuto, dare forfait, diciamo, per quanto riguardava la partecipazione ai funerali di Padre Pio, ma a un certo punto accadde un fenomeno veramente inspiegabile. Il funerale fu ripreso, da diverse televisioni che erano accorse sul posto,
e vennero fatte chiaramente delle riprese molto dettagliate. In una di queste riprese si vede chiaramente il feretro di Padre Pio scortato, dai frati del convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, dai carabinieri, dalla polizia, insomma dalle autorità militari e, da un frate che, ha chiaramente le fattezze di padre Domenico d'Acese. Ebbene sì, padre Domenico d'Acese quel giorno, era a San Giovanni Rotondo, anche se aveva detto che non vi avrebbe potuto partecipare. Molti testimoni infatti asseriscono, di averlo visto proprio al Voltosanto di Manoppello, intento ad accogliere pellegrini provenienti da tutta Italia, però molti asseriscono, come conferma anche questo filmato ripreso dalla televisione di allora, che egli era anche al funerale di Padre Pio e quindi si tratta veramente di un fenomeno straordinario di bilocazione che adesso vi vado a mostrare. Padre Domenico d'Acese è morto in odore di santità, è iniziato l'iter della sua canonizzazione e ci auguriamo insomma di poterlo presto annoverare tra i santi e ci auguriamo insomma che insieme a Padre Pio dall'alto continuino nella loro opera di benedizione di tutta l'umanità, di tutti coloro che sono stati, che continuano ad essere loro cari devoti. Bene carissimi, vi lascio allora a queste immagini straordinarie della bilocazione di Padre Domenico, che era al contempo quel giorno, il 26 settembre del 1968, sia al Voltosanto di Manoppello, al santuario, in provincia di Chieti, ma era al contempo anche a San Giovanni Rotondo ai funerali di Padre Pio. Un mistero veramente di bilocazione incredibile che non veramente non ci lascia tutti senza parole, senza fiato. A presto carissimi, santa riflessione, santa meditazione e santa preghiera.